Todas serán sujeto de evangelización con su testimonio y contribuirán a dar a la parroquia el rostro concreto de una comunión misionera en el territorio. Todas, con el testimonio. Algunas podrán animar también, después de una adecuada preparación específica, la pastoral familiar a nivel parroquial y eventualmente a nivel diocesano. Sin parejas de animadores es prácticamente imposible desarrollar una actividad incisiva en los principales capítulos de la pastoral familiar que hoy es indispensable abordare. Muchos capítulos, ma devono essere le coppie di sposi stessi a portarle avanti. Il sacerdote accompagna, guida, ma non può essere lui a fare tutte queste cose, è impossibile. Apoyo a las familias scusate, ho saltato. Educación de los adolescentes y de los jóvenes al amor y a la autentica valorizzazione della sessualità. Se lo fanno i coniugi è molto più efficace. Preparación de los novios al matrimonio. Anche qui non solo il prete, ma anzi direi più le coppie di sposi, tutor, i padrini che accompagnano, più ancora del sacerdote. Preparación de los novios al matrimonio. Apoyo a las familias y a su formación permanente. Cercanía a las convivencias irregulares y a las familias incompletas. Compromiso social a las familias en defensa de sus derechos a través de las asociaciones familiares, promoción de redes de solidarietà entre las familias. Tutti questi capitoli si possono portare avanti se sono le coppie di sposi stessi responsabilizzate e preparate a guidarli. Para formar en cada parroquia un núcleo de familias capaces de dar un testimonio importante en el actual contexto de secularización, considero necesario implementar gradualmente, pero también decididamente, gradualmente, pero decididamente, una preparación seria de los novios a la vida matrimonial y algunas modalidades de formación permanente para los cónyuges. Es necesario superar la práctica pastoral de ofrecer un mínimo igual para todos. Debemos, en cambio, hacer todo lo posible por ofrecer itinerarios diferenciados según las necesidades y la disponibilidad de las parejas. Asimismo, vale la pena proponerles a los novios un itinerario de tipo catecumenal, ya suggerito por Juan Pablo II e la Familiaris Consorcio, un itinerario de conversión y espiritualidad, doctrinal y práctico, un ejercicio concreto de vida cristiana, en pequeños grupos, animados por una pareja de esposos, oportunamente preparados, con el subsidio de fichas y demás instrumentos. Ho detto prima che la rivoluzione sessuale allontana anche dalla fede, provoca fortemente anche la secolarizzazione. Direi che una preparazione seria al matrimonio può portare a una reiniziazione cristiana, no? A una riscoperta della fede e della vita cristiana. También merece la pena introducir en los programas anuales de las parroquias algunas iniciativas de apoyo y formación de los cónyuges. Por ejemplo, encuentros periódicos, ma in calendario però, non così estemporanei, ma in programma.
encuentros periódicos, pequeñas comunidades de familias, a un seminario di studio, a un congresso internazionale che abbiamo fatto a Roma, e tutti gli intervenuti in pratica erano d'accordo nel dire che le famiglie oggi riescono a rimanere vere famiglie cristiane e impegnate solo se sono in gruppi, in comunità, piccole comunità di famiglie di qualsiasi forma, ma è fondamentale questo, cioè la Chiesa concretamente sperimentata, la grande famiglia di Dio, sostiene la famiglia cristiana, la piccola Chiesa, e la piccola Chiesa porta il suo contributo alla Chiesa. Non so se è una dinamica che si intuisce facilmente. Escuelas de padres o laboratorios para la educación de los hijos, subsidios para la oración en familia. Sussidios. Io quando ero a Firenze nelle parrocchie dicevo alla gente, perché i parroci mettono i testi della liturgia della domenica, no? Sui banchi, allora io dicevo alla fine della messa: adesso rubate questi fogli della liturgia, portateli a casa, ripensateli insieme, pregateci insieme sopra. Ecco, sussidi concreti. Subsidios para la oración en familia y para la catequesis familiar. Peregrinages, questa catechesi familiare è anche importante, Giovanni Paolo II, il Familiaris Consortio, auspica che le conferenze episcopali facciano dei piccoli catechismi per la trasmissione della fede in famiglia, no? Adatti ai genitori o per la collaborazione con i catechisti, insomma. Ecco. Purtroppo mi pare che non si è preso molto sul serio questa indicazione. Peregrinages sono momenti forti, convivencias, retiros y ejercicios espirituales. Cultivar a nivel pastoral y valorizar como sujeto de evangelización a las familias ejemplares es un servicio y un don para todas las familias y para toda la población. Pocos para todos, i pochi per tutti. Attraverso i pochi il Signore arriva in qualche modo a tutti. Ecco, io ho terminato. Moltes gracias per la vostra attenzione. Muchas gracias, Su Eminencia, por sus palabras y por su esfuerzo, por hacerse entender. Hay tiempo para un par de preguntas, si alguien desea preguntar. El cardenal, hay un micrófono ahí detrás. Mientras sale el micrófono y alguien pregunta, quizá nos podría decir alguna cosa del encuentro de las familias Milán, del tema. Se volete, sì. Subito? Sì, penso. La famiglia, il lavoro e la festa è il tema di Milano. È un tema importante che si trova già all'inizio della Bibbia. Dio, perché l'uomo possa vivere una vita pienamente umana, ha creato 3 cose, appunto la famiglia, la coppia, Adamo ed Eva, il dominio, la missione di umanizzare il mondo, di governare il mondo, il lavoro. E poi il 6° giorno si riposò, e è l'invito a riposarsi, a far festa insieme con Dio. Non è semplicemente un riposo materiale, è piuttosto un godere, un compiacersi dell'opera della creazione. Dio è nella gioia, si compiace e vuole che l'uomo partecipi a questa pienezza di significato e di gioia che le cose della vita hanno in virtù della provvidenza. Quindi è un tema assolutamente fondamentale, è un tema assolutamente attuale, come capite, no? Capite facilmente. C'è una interazione strettissima tra famiglia, lavoro e festa. Il lavoro può disgregare le famiglie e può unirle, la festa ugualmente può disgregare le famiglie e può unirle. Se diventa un fine settimana individualista, disgrega le famiglie. Ecco, allora è estremamente importante riflettere insieme su questo tema,
e non soltanto a Milano, ma prima e dopo sono state fatte delle catechesi, 10 catechesi, un libretto diffuso tradotto in varie lingue, anche in cinese, in varie, anche catalano, oh, che bravi, castigliano lo sapevo, catalano pure, va bene. E allora appunto si tratta di utilizzarlo, ecco. L'hanno fatto a Milano, è un bel testo, magari qualche volta un po' difficile, insomma, c'è un po' di linguaggio di scuola milanese. Però è bello, anche è bello. Ecco, io invece lì ho fatto soltanto la scelta delle 4 immagini di arte e il piccolo commento dietro, un piccolo commento, perché bisogna parlare anche con le immagini. Ecco, allora questo è il tema. C'è un congresso teologico pastorale i primi 3 giorni, al quale partecipano tutti quelli che si iscrivono, ovviamente finché c'è tempo, si prevedono tra i 6.000 e i 10.000 persone, insomma, grosso modo, no? Questo congresso. Al mattino ci sono delle sessioni plenarie, di solito c'è la preghiera e poi c'è una conferenza di un cardinale e una conferenza di una personalità nota a livello internazionale al mattino. Nel pomeriggio invece si divide in vari gruppi per vedere una grande varietà di temi. Ognuno può partecipare a 2 sessioni, una nel primo pomeriggio e una scegliendo il tema che lo interessa, in varie forme, non sono soltanto conferenze, ma varie forme anche di piccolo spettacolo, le cose più diverse ci sono, no? Tavole rotonde e così via. E il primo giorno, il pomeriggio, si svolge nella stessa sede del Palazzo della Fiera nel centro di Milano. Il secondo giorno si svolge invece il pomeriggio, si svolge nelle diocesi vicine a Milano, Bergamo, Pavia, Brescia, cioè i vari gruppi, a secondo come si sono iscritti, vanno in vari luoghi e lì c'è una festa e anche un momento di studio, di riflessione, poi di festa, di convivialità in ognuna di queste città. Poi dopo il terzo giorno la stessa cosa, ci si divide per gruppi ancora, è chiaro, iscrivendosi prima, e si va nei luoghi più caratteristici di Milano, non so, la Basilica di Sant'Ambrogio per esempio, che posso dire Sant'Eustorgio e così via, insomma, c'era anche sedi di lavoro e così, insomma, a secondo del tema che si tratta. Poi nel tardo pomeriggio del venerdì, del terzo giorno, c'è un concerto alla Scala, al quale però può partecipare un numero limitato di persone, 1500, quindi pensiamo i cardinali, i vescovi e le delegazioni ufficiali che vengono da circa 100 paesi, no? Ecco, poi speriamo che il Papa, anziché venire il sabato, venga il venerdì sera, e così anche lui potrebbe partecipare a questo concerto alla Scala. Poi dopo il sabato invece nel pomeriggio c'è la festa delle testimonianze. Si prevedono circa 300.000 persone, dovrebbe svolgersi nello stadio, nell'aeroporto di Bresso, al limite nord della città di Milano, e poi il giorno dopo nello stesso aeroporto c'è la messa conclusiva con il Papa. Ecco, questo è lo schema noi speriamo che dalla Spagna ci sia una partecipazione massiccia. ¿Una pregunta? Buenos días, señor cardenal. Me llamo Josep Miró, soy presidente de Cristianos y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos. En España hay una fuerte corriente económica que ya se ha concretado en la Comunidad Autónoma de Madrid, de liberar al domingo de su carácter de festividad obligatoria, sobre todo por lo que se refiere al sector comercial, pero evidentemente también
con todas aquellas actividades que están conexas con el mismo y que tendrán la obligación de seguir pues la no festividad del domingo. Sería de una gran utilidad conocer su punto de vista sobre esta cuestión. Sì, beh, la Chiesa, già il Concilio, no? Dice che la Chiesa è disposta a cambiare tante cose, anche il calendario annuale eccetera, ma vuole che la domenica rimanga domenica, perché è il perno di tutta la visione del tempo che il cristianesimo ha. Ma credo che non è solamente un problema di fede, certamente per noi è innanzitutto quello, però è anche un problema di socialità, credo, no? La festa è festa se si fa in comunità, insieme. Se nella famiglia uno lavora e un altro non lavora, non è più festa. Se in una comunità molte famiglie sono al lavoro, la comunità è disgregata. Bisogna comprendere che da che mondo è mondo le comunità hanno avuto dei fatti festivi, dei riti, dei tempi comuni. È fondamentale, proprio ne va della identità, della coscienza comunitaria, dell'identità di una comunità. Ora abbiamo interesse di disgregare ulteriormente verso l'individualismo la nostra società, o vogliamo invece che si ritrovi il senso comunitario a tutti i livelli, no? Dalla famiglia alla comunità locale, una più ampia, eccetera. Che cosa è più fisiologico, che cosa è più per la stessa vita sociale, perfino per la vita economica, perché mi hanno detto che qui a Barcellona c'è un istituto, forse dell'Opus Dei, che ha fatto degli studi, dimostra che le persone, i lavoratori che hanno dietro le spalle una famiglia sana rendono di più sul lavoro. È interessante questo, perché oggi c'è la tendenza contraria, c'è la guerra contro il cosiddetto familismo, no? Che impedisce la concorrenza, che impedisce. Ecco, invece è vero il contrario, a parte che la famiglia procura il risparmio che è fondamentale per l'economia, a parte quello, ma se è vero questo, e penso che sia profondamente vero, il lavoratore è più produttivo, no? Qualunque tipo di lavoratore, se affettivamente, se familiarmente è in una posizione di sicurezza. Io credo che appunto mantenere le famiglie unite, mantenere le comunità unite sia un vantaggio anche per l'economia a lungo andare.